E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera e forza Napoli! Abbiamo spannato buona sta Lazio. Abbiamo rimasto senza il penno. Abbiamo rimasto un bel secco 3-0 fuori casa. Grande Napoli, grande Napoli e povera Lazio, povera proprio Lazio, perché effettivamente è vero che c'erano 2-3 assenze importanti, però Lazio priva di gioco, devo essere proprio sincero, priva proprio di gioco e non riesco a capire, ragazzi, non riesco a capire, ma è una cosa, come mai su Simone Inzaghi mi lascia Keita fuori, un giocatore di lo spessore, perché a me Keita, per me è fortissimo Keita, infatti quando è entrato pure lui diciamo che si è visto un pochino di Lazio un po' diverso, però alla fine c'era un Napoli che la Lazio cercava di giocare come il Napoli nella fase di palleggio, nel possesso palla di palleggio, ma sta proprio lontano anni luce. Noi ovviamente il primo tempo lo potevamo già chiudere con un bel 2-0 se non era Insigne, che visto e considerato che Achille è perfezionista sui tiri a giro, se fuma Achille gol, poi dopo ne ha fatti 2 nel secondo tempo e oggi portiamo a casa altri bei 3 punti, portiamo con un gol di Callejon su assist di Hamsik e doppietta di Insigne, che poi tra virgolette ho sentito Auriem, perché mi stai sentendo il telecronista mio preferito Auriem. Certo che Auriem pure piace, ma come si fa a dire Insigne è un giocatore, uno dei più forti giocatori della Serie A, gli devono rinnovare il contratto, va piace, più forte della Serie A, caro Auriem, in sala stampa tu fai la telecronaca, vedi che c'ha le porte chiuse, e Napoli fa scista palla fuori, a piacere, uno dei più forti. Ma se chi c'ha la perfezione sui tiri a giro, perché si fissa sempre che i tiri a giro, no? Si fissa sempre con questi tiri a giro, e niente di meno deve fare 50 tiri a giro per Barisio o zeccano uno, come infatti solo lui alla porta. Il secondo tempo su rischi alla porta non sei, se tu sei perfezionato per fare stu tiri a giro, segnala, me lo devi segnare. Mo, per l'amor di Dio, ha fatto 2 gol, merito a lui, complimenti a lui che ha fatto i 2 gol. A me vuoi sapere come la pensi? A me sì, non piace, ma non piace, ve l'ho detto tante volte, a parte come per il suo comportamento che ha avuto nei riguardi della mia maglia che amo. Perciò da allora faccio tutta un'erba un solo fascio, da allora però alla fine non è che faccio tutta un'erba un solo fascio, però alla fine non è che è come Auriem Gallecca, stu grande giocatore della Serie A, non ci vedo, però si ha dettissimo, certo che mamma mia, comunque niente. Abbiamo spannata quest'aquila e poco valeva dice, ma ci dice una cosa, ma già scudato, mannaggia capì merda che tengo. Nonostante che la Lazio non abbia fatto un granché, non è stata, perché la Lazio gioca un bel calcio, pure la Lazio, bella squadra pure la Lazio,
Però quello che dico io, no? Ecco, vedete il discorso precedente. Reina ha fatto 2 uscite, a parte stava facendo fallo su immobile, immobile giustamente da professionista, non come altri sceneggiatori, non si è buttato a terra perché se no là veniva ammonito Reina. E là quell'uscita, vabbè, che le ha chiuso lo specchio della porta, ma il secondo tempo oh, ha fatto che l'uscita a vuoto proprio a Panzarotta, ma come si fa a sciare così? Ma perciò alla fine io mi incazzo, alla fine io mi innervosisco, perché voglio voi che state guardando, guardiamo il 3-0 per l'amor di Dio, perché amore di Dio, mo vincendo il 3-0 a staccata abbiamo oggi a Mamisa firma dice c'è la lotta del secondo posto tra noi e il Napoli, e tu Ruben di magna tu cazzo, scusa lo tempo, perché mo ce l'ho. Stammici accorta la Lazio, sì, ci siamo stati accorti, la teniamo a 7 punti, l'Atalanta la teniamo a 8, o Milano la teniamo a 10, all'interno la teniamo a 12. Oggi abbiamo messo nero su bianco, alla fine, per dire, faceteci come si dice, il percorso nostro, lotta tra secondo e terzo posto. Noi, caro, questo è Oriest. State sotto, da lotta pace per l'Europa League, quindi non ci stanno cose, mangiate voi, scusate prima che sono stato volgare perché con voi proprio, con voi devo essere per forza volgare, perché voi proprio, a parte che con la maggior parte di voi proprio non meritate proprio rispetto, proprio meritate solo merda, quello fa buono, fa bene, una persona cara che io seguo, non voglio fare il nome perché poi giustamente non mi sembra la pena, poi dopo vabbè, lo voglio fare perché giustamente io lo seguo. Maestro Donato Inglese fa buono come mette a merda in faccia, fa buono, e voi può seguire, fa buono, chi li tratta male e voi che lo seguite beh, così mi piace, perciò mi piace Donato Inglese, perché chi li tratta a merda in faccia vi dice che le fa e voi la fate sta muta e muti, perché voi che se invece proprio fa sta muta votto in due cesse, votto proprio in due cesse. Infatti tutti quelli dislike quando li prendo sono tutta la gente che stanno andando alla colonna fecale a J, lo cess, perché voi che lo siete, CS ambulanti, sapete CS ambulanti? Cagariola, perché io me ne sono accorto che quando poi tratta a merda, a verica che siete a merda, non parlo di tutto perché ho parecchi amici rubendini che rispetto e voglio bene veramente col cuore, ma veramente voglio bene, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma chi si fa vuole bene, chi poi fu il pezzo di merda, io schifa la lettera, è meglio che precisiamo. Voi non valete un cazzo, sì, non valete un bip, perché con i video seri ve l'ho sempre detto, tipo oggi vi ho fatto gli auguri, eccetera, eccetera, e tutto, e con i video serio non intervenite, come appena vi dicono che siete sicchi lot, oppure sicchi merda, viking, sicchi lutam, come appena intervenga a vi dice sti cose, apriti cielo, Rubendino, si bombarda e si precipita sotto il mio video e vieni a commentare. Tu vieni, mio giuscema, vieni a commentare, vieni a visualizzare, così almeno ma fai pure la visualizzazione e tu sei sempre un coglione perché fai capire quanto vali, cioè meno dello zero, tu vali meno dello zero, perché quando devi, se sei una persona umana, sei una persona, sei un cristiano, va, come se da dici, se sei un cristiano, vieni sia nel video pagliaccio che mi vuoi dire, oppure offendere sempre moderato, vieni quando ti dico le parole male,
e dovresti venire anche nel video serie, visto che la maggior parte, l'80% degli youtuber sono tutti bimbomin che si giocano ancora a zizzera mamma mucca, quindi è pure considerata questa cosa. Poi ci stanno pure i ciucciuni che si giocano ancora a zizzera, ci stanno ancora i ciucciuni, però io a voi vi considero proprio zero, scarso, proprio si dà quarta fascia proprio, cioè la colonna fecale processa, c'è, è così, c'è, che lo sei tu, che lo sei tu. Io certo che a Lazio tiene certi nomi che se li abbini, a Lazio, da un lato, per esempio, ci sta Basta e ci sta Lukaku, se li attacchi, tu dici Lukaku, basta, Lukaku, a giocare, Lukaku basta però, non voglio cagare più. Tieni certi nomi però, comunque veramente, a parte questi nomi, mi meraviglio proprio di Simone Inzaghi come a che età lo fa rimanere fuori, ma eppure a me piace che età. Milik è entrato all'80esimo, 82esimo, quando è? Però si vede che Milik deve passare quest'anno, se ne parla sicuramente l'anno prossimo per ritornare alla sua forma. Certo che l'infortunio anche psicologicamente l'ha smontato, perché la paura ovviamente, un infortunio di quel genere. Voglio, come vi ho detto, ma oggi a spannata l'Aquila, l'abbiamo proprio bella fatta pulita, ora abbiamo solo mangiato che patano furno e abbiamo messo firma a dire mo lasciateci a noi alla Roma di combattere questo secondo posto, perché la Juve, la Roma e il Napoli hanno vinto, stanno continuando, la Lazio ha perso, l'Inter ha perso con Crotone, l'Inter ha perso con Crotone, mamma mia, che poi mi hanno detto, io la partita non l'ho vista, che guardo solo Napoli, ogni tanto guardo i rubellini, ma solo perché non c'ho niente da fare, un bip da fare. La partita, mi hanno detto che il Crotone, il primo tempo, se finiva 3 o 4-0 non aveva rubato assolutamente niente, perché dicono che ha giocato una bella partita. Non l'ho vista, non la posso giudicare. Però il Milan ha vinto, che sappia io, 3-0, stavo, non lo so, non ho visto i risultati. L'Atalanta ha pareggiato. Quindi tutte quelle dietro, tutto passo falso hanno fatto, tranne il Milan, che ha recuperato sull'Inter, è andato su di 2 punti. E niente. Voglio, fino alla fine questa lotta per il secondo posto. Ma vi saluto, voglio un bacione forte forte, sempre e solo forza Napoli, voglio, perché tutto il resto è monnezza e sicchiruto. Sempre, ciao voglio, e forza Napoli.